ricordate l'emozione quando da piccoli si faceva il presepe e l'albero di Natale? L'attesa di Gesù bambino, il sapore della festa. Io credo davvero che se continuiamo a raccontare la storia del Natale possiamo portare gioia, felicità e pace a questo mondo. Scenda la sera e si alzino le luci e sia l'inizio del più grande Natale di sempre. Al via il Natale sotto le mura di Castelfranco Veneto. Un Natale ricco di luci, ma non solo, anche di colori. Ce lo presenta il vice sindaco Marica Galante. Ciao Marica. Ciao Ida e bentrovati a tutti. Anche quest'anno siamo qui a Castelfranco. Grazie per aver accolto il nostro invito, come sempre, per presentare questa magia quest'anno nuova a Castelfranco, una magia di colori. Abbiamo deciso di colorare questa parte dei nostri giardini e delle nostre mura con quasi tutti i colori che sono presenti nell'arcobaleno, appunto perché abbiamo pensato che nella vita, a maggior ragione sempre, ci sia bisogno di colorarla e quindi di utilizzare queste famose tavolozze di colori e dipingere con il rosso perché il rosso è amore, con il giallo perché c'è la luce, con il verde perché c'è speranza, con il blu perché abbiamo bisogno di tranquillità e anche di serenità. I colori dell'arcobaleno, i colori della pace. Queste meravigliose casette, questo spettacolare percorso, quante sono le casette di questo percorso? Allora, quest'anno sono 31, abbiamo aumentato di qualche piccolo chalet. Sono 30 suddivise per area merceologica, abbiamo la somministrazione di bevande e alimenti, poi abbiamo la semplice vendita di alimenti e poi abbiamo anche il commercio e l'artigianato. Sì, perché le casette sono aperte il venerdì e sabato e la domenica, naturalmente fino al 7 di gennaio. Un mese ricco di appuntamenti non solo per quanto riguarda il mercatino di Castelfranco, ma anche tutti gli eventi collaterali, che sono tanti, Marica. Sì, abbiamo tantissime iniziative a teatro accademico, oltretutto a teatro accademico abbiamo anche la nota e ormai consolidata mostra dei presepi e poi abbiamo tantissime serate dedicate alla musica, ai concerti e quindi anche musica natalizia, saggi con le nostre scuole di musica, l'Art Voice e così come anche tanti altri appuntamenti. Alla nostra sinistra, Marica, i mercatini, e alla nostra destra abbiamo tutti i negozi di Castelfranco Veneto, oltre che quelli del centro storico. Sì, si fa presto parlare di Natale, ma l'indotto è generale. Certo, è un indotto. Tutti vengono coinvolti da questo Natale. Tutti vengono coinvolti anche perché a Castelfranco abbiamo tantissimi negozi anche di gusto, di livello, negozi storici che da sempre sono presenti nella nostra piazza e che quindi offrono un servizio a tutta la clientela sia della città di Castelfranco Veneto ma anche da chi viene da fuori appositamente per i nostri negozi di qualità. Certo, sì, castellesi, sì, ma anche tanti turisti che arrivano da tutta la regione proprio per vedere questo Natale che sta diventando, si può dire, veramente importante ma soprattutto famoso. Sta diventando una tappa ormai 8 anni che viene fatto, nato nel 2015 e è entrato con grande orgoglio a far parte di uno dei circuiti dei mercatini di Natale, tant'è che Ida oggi avevamo 5 corriere qui a Castelfranco, quindi la cosa ci dà soddisfazione. Delle attività di Castelfranco Veneto hanno pensato bene di portare qui nel Natale i loro prodotti. Sì, guarda Ida, guarda che particolarissimi, guarda queste ragazze che fanno questi biscotti tutti a forma di natalizia e un'alta pasticceria.
È un'altra pasticceria, Sì. quindi Questa è non un'attività solo di buoni, Castelfranco, buoni, guardate anche che casette, belli. eccoli qua, E ottime idee per i regali. ottime idee. Pedina, preziosi pensierini, regali che possiamo fare a Natale, a chi vogliamo bene. Guarda che belli, guarda che collanine, guarda che bello. Marica, il freddo si fa sentire. Sì, guarda che bei guanti qua che possiamo trovare dalla casetta di Vetto, guarda, vedi. guarda che bel berretto, mamma mia, bellissimo. Quindi troviamo di tutto qua. Marica, Vai. sono caldi. Ecco, noci caramellate. Ed eccoci camminando, siamo arrivati alla casetta di Anna. Anna Fioreria, che è una nostra attività presente da tantissimo tempo a Castelfranco, e Anna è anche l'artefice di tutti gli allestimenti del Natale sotto le mura. Con lei ci fa anche la casetta delle pari opportunità, che vedrai tutta quanta addobbata, e chi vuole trovare tutte queste belle cose va in Fioreria da lei, che è in Borgo Treviso. Anna ormai è un'istituzione del nostro Natale, E quindi, Filiale Italia. e quindi non solo la collaborazione tra negozi, ma anche i negozi che portano il loro Natale, le loro creazioni nelle qui casette, nelle certo. casette di mercatini. Ed eccoci arrivati all'Abbazia del Gusto, ma il nome è stato tanto appropriato. Sì, Gustosi e genuini questi prodotti. sì, assolutamente artigianali, tutti fatti a mano e prodotti del territorio. Noi siamo coltivatori diretti, produciamo cereali, frutta fresca con cui facciamo marmellate e anche poi prodotti successivi, i panificabili. Abbiamo dei biscotti eccezionali, ma anche gallette, cornetti, tutti prodotti fatti con quello che viene dal nostro territorio, quindi con il mais. Facciamo, oltre che la farina da polenta classica, anche le gallette di mais, i cornetti e così anche i biscotti, tutti fatti secondo le ricette tradizionali, per esempio gli zaetti veneziani. Eccolo Mamma qua. mia. E può con questo freddo mancare la cioccolata con la panna a Natale? Assolutamente no. Assolutamente Ma no. qui a Castelfranco c'è qualcosa in più. C'è incorporato anche il carnevale, sì. Si può assaporare la cioccolata con panna E unita l'anticipo del carnevale. alla frittella. Eh sì, vai Ida. Sentiamo. Buonissima. Il percorso si fa sempre più interessante e anche la fame, perché il profumo di formaggio si sente da lontano. Formaggio di tutti i tipi. Sì, possiamo partire dai formaggi poco stagionati e a livello di un brie. Questo è fatto con latte a latte crudo, quindi attenzione alle signore incinta, di vacca, mentre di qua abbiamo la robiolina di capra, come dice il nome, di capra, sempre a livello di un brie. L'ultimo di capra che abbiamo è il blu di capra, a livello di un gorgonzola, quindi con muffe che poi lo fanno diventare blu mentre stagiona. Sempre sul morbido abbiamo la robiolina stagionata. E poi qui abbiamo qui dei abbiamo- prodotti d'eccellenza. Sì, eccellenza Il filetto del contadino. filetto del contadino, è fatto con con lombo di maiale, lavorato come bresaola, quindi molto delicato, molto adatto a chi è a dieta e non può mangiare determinati tipi di affettati. Salame nostrano con aglio, meglio specificarlo per i gusti. Ma guarda, facciamo così, Prego. io ho già l'acquolina in bocca, Sì, facciamo sì, che prego. mi porto via un salamino, il resto lo lasciamo ai telespettatori che vengono Sì, qua certo, a prenderselo, va assolutamente, bene? nessun problema. Allora io porto via il mio salamino, va bene? Grazie. Un sacchettino, che così è più Eccolo qua. facile da portare via. E grazie. Ed ecco a lei. Grazie. Grazie. Noi abbiamo fatto molto veloci perché i mercatini chiudono. A che ora chiudono questi mercatini? Ma circa le 20 e poi se c'è gente comunque rimangono ancora di È più ora, è ora di cena, È ora eccolo di qua. cena. E qua si può assaporare anche del buon pesce. Eccolo Guarda qua, che fritto. anelli fritti, coni di pesce.
Quindi diciamo che una famiglia, Marica, che arriva qui a Castelfranco Veneto trova il divertimento, trova l'enogastronomia, Certo. trova l'opportunità di poter già fare i regali per Natale, passa veramente una bella giornata. Sì, in un'atmosfera che, come hai visto tu, è magica, colorata, ricca di musica. E Ida, che fare? Buon Natale! Sai Marica, il nostro viaggio è quasi giunto alla fine e c'è una cosa che mi ha veramente impressionato ed è l'alta qualità dei prodotti che propongono queste casette, questi chalet. Sì, Ida, questi chalet curano tantissimo sia la qualità del prodotto, e infatti abbiamo visto ogni casetta ha un prodotto completamente diverso e anche particolare, e anche poi la cura stessa che mettiamo nell'addobbare queste casette. Un ringraziamento a tante persone doveroso Certo, qui. Ida. Allora, in primis all'amministrazione comunale che ha ideato questa bellissima iniziativa, poi a tutte le associazioni che collaborano con noi, quindi Ascom, Confcommercio, l'associazione Dentro Centro, l'associazione di tutti i negozianti che insomma fanno sì che a Natale a Castelfranco sia una meraviglia. Sì, la meraviglia di questi chalet, di queste casette, ma ce n'è anche una dedicata al volontariato che non può mai mancare. Allora, questa è la casetta della Commissione Pari Opportunità che lancia un messaggio particolare. No alla violenza di genere, no a quello che abbiamo sentito ultimamente con il caso di Giulia, e sì all'amore. E l'amore sia e parta in maniera forte e grande qui da Castelfranco e in tutto il mondo. Certo Grazie. che sì, grazie e qui a voi, questa Ida. atmosfera si respira tutta. Grazie. Grazie a di voi. questo meraviglioso viaggio. Grazie a voi. Santa Claus, do you know Cupid sent his arrow straight to my heart, a waterfall? Castelfranco Veneto è una grande e immensa famiglia e lo dimostra quello che sentiamo nei nostri cuori qui a Natale. E grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io naturalmente vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo viaggio di itinerari. Buona serata. Greatest gift of all.